dopo magari sotto che sto. E poi io mi voglio trasferire qua, bla bla bla. E chissà non fosse un'idea male. Almeno potessimo dare una mano, anzi, ve ne dassimo due mani, morale e materiale, va? Poi mi danno una pensione. Oh, mi danno una pensione. E quando la picchiate sta pensione? A 60 anni. E quanto anni avete ora? 42. Che avete voglia di picchiare la pensione? Avete magari voglia di morire come sono comparato? Sì. Concettina, che ne pensi? Certo, non è che. Però se scappa magari Cristo mi è venuto. Scappa. Certo. Insomma, io che là, ittana sta solo, va? Pasquale, se mi avete felici però a fare sposare, Ma sì, senza cuore, proprio senza cuore. Ma io faccio figlia, io magari penniamo, cioè, se mi vedere felici fallo sposare al tesoro. Avanti. Va bene. Avanti, dai. Sei senza cuore, sei. Allora! Marino! Mi stai chiamando? Io sono. Marino! Allora, Sì. dottore Mastera. Sì. Aspettate. Come? Insieme con mia moglie abbiamo deciso di acconsentire a questo matrimonio. Però una cosa. Ferma. Però desidero, anzi ordino una cosa. Sarrati! Facili di fazzo wash. Che voi vi licenziate immediatamente dal lavoro che avete a Milano. A Milano facciamoci travagliare i milanesi. Sì. Voi venite qua, scenderete qua, abiterete nella mia casetta di passo piano. È bella, peccato. E per quanto riguarda il sostentamento economico-finanziario? Ci penso io! Sì, ci pensate voi, che la pensione che picchiate tra 20 anni. Ma mi c'è un travaglio! Il travaglio ve l'ho trovato io. Batterete alle cose di Mosoro Santini. Peccato perché sono troppo assai queste cose da una alla fine. Che ci facciamo fare poi? A Peppino batte le cose nostre, non ti preoccupare. Va bene? Sì. Che fa? Fare a chiamare la promessa sposa? Sì. Sicuro? Sì. Anzi, andiamo a chiamare la promessa sposa. Io e mia moglie, capito concetto? Comodi. Asseccati, Salvatore! Sì. Salvatore, ma che te ne pare? Ma mio mi pare poco autoritario! No, Salvatore, è l'impressione! L'impressione che è paccussino, Don Pasquale! Ci volete fare? Sposare una sorella non è cosa di tutti i giorni. E poi non è che la può dare al primo venuto. Donna Minica, ma chi sto cucazzo? Un maresciallo, Salvatore! Ma perché non si fa i cazzi siete? Salvatore, Sì. Santina non fare il solito tuo, Santina. Ma è un bravo ragazzo, sapessi quanto è sveglio! Scusate, voglio restare schietta! Dovreste vederla. È impressionante, sta perdendo un po' di tempo perché si sta truccando tutto. È impressionante. Disgraziata! Non doveva dare la casa, te ci mandavo te, chiesto da maritare, hai capito? Ma con chi ce l'ha? Salvatore, non l'hanno cornuto! E che la signorina sta fissando i capelli! Un ragazzo lavoratore, non crea stipendio, un figurino, il contatore capo Santina! Ma insomma, il funzionario ha detto il funzionamento! Ma mi sta scherzando? Scusate, è quasi pronta! È una bambola! Maresciallo, per cui è sta bambola? Io che giocatori dei film non ci occupo! No, non ci occupo, E tu invece ti sposi! E qui è che mi obbliga! Io che ti hai fatto di pace e di mangi! E io che ti hai fatto magari dei soldi! Tu stai muta, avanti! Ma a me mi pare che si stanno Ma sciagliando! quale sciarriare, Salvatore! Stanno discutendo sull'abito! Te lo vogliono di sposarlo! No! Amore di suo papà, stanotte non lo sanno, te lo giuro! Che cosa ti dici di te? Che ti dovevi sposare, che era arrivato un momento! È vero, Santina, è vero! È una picciotta sensibile!
Da mattina alla sera nel giardino a cogliere il rosa, è una vera passione. No, a me mi pare che ci sono questioni. Ma quale questione? Avevo maresciallo, quale questione? E che stavano discutendo per quanto riguarda la data del matrimonio, Certo, come no, sicuramente non stanno mettendo d'accordo. Lo sa, magari uno è clinica, uno sa. Che vuoi? Però mi pare che tornava la calma. Vieni a casa. Forse ci siamo. Lasciamo che la da porta. Mugna, che la porta, che scappa di la porta. Come, donna mia? Vieni qua, Salvatore, vieni qua, scusate. Vieni qua. Scusate, Renato, c'è sta qui. Vieni qua. E allora? Vieni qua. Ecco, dottora Mastella, ci presento mia sorella Santina. Che siete di lutto? Sì, mi mosso papà. Da tanto? E aveva 20 anni, ma non è come se fosse ieri vita. Ma che te ne pare, Salvatore? Che te ne pare? Chissà, io già ci vedo picca. Ida, che io ho visto velo cadi davanti. Io cazzolassa. Don Pasquale, decidimi una cosa. Il mio cliente dice se per favore ci potessimo luare sto elettrama. Forse è meglio di no, se no se ci rovina il trucco. Salvatore, così. Vediamo. Poi ci devi parlare un minuto. Che fa? Potremmo lavare sto velo? Assai. No, pensavo una che te la sciupare, io pensavo una pesce. Sì. Va bene. Va bene. Mia sorella consentisce. Ci siamo? Una, due, e tre. Dai, Salvatore. Calamo. Ma come, Salvatore? Come? Bella! Bellissimo! Bella, ci è piaciuto! Bene! Anche! Bene! Ma guarda che ora questa ora di questa rana da nuovo! Sì! I carattere poi vi conoscete, fottetevi, non vi preoccupate! Basta essere bello d'accordo,